Questi sono i giardini della Rotonda. Ci troviamo nella città di Padova. I giardini recentemente restaurati sono in uno stile tra il Liberty e l'Art Déco e contano il maggior numero di fontane nella città di Padova, ben 6. All'interno dei giardini si può trovare il Serbatoio della Rotonda, una torre idrica realizzata tra il 1923 e il 1926, una forma che ricorda il mausoleo romano di Cecilia Metella. La torre, alta 36 metri, si chiama così perché in precedenza su questo posto si trovava una birreria chiamata La Rotonda, per la sua forma dovuta al fatto che sorgeva sul bastione della Gatta, anch'esso rotondo. Alla base della torre si può trovare una cappella dedicata alle 93 vittime del bombardamento austriaco dell'11 novembre 1916. Padova per secoli si è affidata all'acqua dei fiumi e dei pozzi. Nel 1875 il sindaco di allora volle che Padova fosse dotata di acqua pulita. Dal 1886 al 1888 viene realizzato l'acquedotto che prendesse l'acqua dalle sorgenti di due ville per portarla a Padova. Il primo serbatoio idrico viene realizzato sopra la torre di Porta Molino. I cittadini continuarono a servirsi gratuitamente dell'acqua dei pozzi perché il prezzo dell'acqua prelevato dall'acquedotto era piuttosto elevato. Per questo nel 1892 l'acquedotto, proprietà di Società Veneta, viene ceduto al comune. Negli anni 20 del Novecento la richiesta di acqua aumentò. Viene per questo realizzato il Serbatoio della Rotonda, con una capacità di 2000 metri cubi d'acqua. Era per l'epoca uno dei migliori serbatoi d'Europa e uno dei primi esempi di utilizzo del cemento armato a Padova. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un aumento ancora dei consumi, Padova si trovò in carenza d'acqua, risolta con la costruzione di un nuovo acquedotto nel 1961 e la costruzione di numerose nuove torri idriche.